Una novità che ha lo scopo di garantire interventi integrati fra il sistema sanitario e sociale, un progetto che lavora sul raccordo con gli organismi del terzo settore e del volontariato. È stata creata l'area del servizio sociale professionale all'interno dell'ULSS 9 Scaligera per mettere in rete e coordinare gli assistenti sociali che operano nei diversi dipartimenti e unità operative sull'intero territorio. Abbiamo cercato di pensare come organizzativamente potremmo valorizzare una professionalità che è molto importante con una formula organizzativa nuova, quindi quella di creare un coordinamento come già esiste per altri professionisti come per esempio gli infermieri. Questo ci permetterà di coordinare meglio i nostri interventi insieme a quelli degli enti locali, quindi dei comuni in modo particolare, per agevolare al meglio la vita quotidiana dei pazienti disabili. Presenti alla conferenza tutti i principali attori di questa iniziativa di coordinamento: Maurizio Faccincani, direttore dell'Unità Operativa Complessa Sociale, Daniela Zanferrari dell'Ordine Regionale Assistenti Sociali, Flavio Pasini, presidente della conferenza sindaci, Nicola Terilli, membro del Comitato Sindaci del Distretto 4 e Raffaele Grottola, direttore dei servizi sociosanitari, che ha spiegato in che termini si svilupperà questa rete. Mentre l'organizzazione tradizionale è basata su prestazioni individuali di aiuto alla persona, in questo caso le assistenti sociali, attraverso alcuni progetti come il Centro Sollievo Alzheimer, creano dei legami tra le persone che hanno un bisogno e puntano alle reti sociali e al coinvolgimento della comunità nel farsi carico dei problemi. Sono circa 200 gli assistenti sociali nel territorio dell'ULSS 9, prima coordinati dalle singole aree, ora organizzati all'interno di questa rete che lavorerà con le cooperative sociali e i volontari, con le famiglie di persone con disabilità attraverso incontri, confronti e corsi di formazione per badanti.